Buongiorno a tutti quanti. Penso che se riesco questa sarà l'ultima trasmissione che faccio, perché insomma adesso veramente voglio che la gente si liberi e vada fuori, perché insomma siamo stanchi di stare a casa, di continuare a sentire le ordinanze, mascherine, questo posso andare, da qua non ti mando il drone. Cioè, secondo me sta cosa sta prendendo veramente un aspetto kafkiano e ridicolo, lo dico veramente fuori dai denti. Cioè, io ho cercato tutti i modi di resistere, però comincio veramente a essere stanco di questa roba qua. Adesso è arrivata un'altra ordinanza, continuiamo, adesso spiegherò anche questa ordinanza, però insomma ieri abbiamo sbloccato i barchini, cominciamo a aprire le attività, aprite tutto, scuole, asili, fate con tutte quante la prudenza del caso, si fa a turno, si tolgono i picchi, si fanno tutte le attività più regolari e legittime dal punto di vista sanitario, ma fate tornare le persone, fate aprire il bar che magari di un caffettino col bicchierino a uno che viene dentro uno per volta, come si entra uno per volta in macelleria, si entrerà uno per volta al bar. Però insomma, se uno vuole aprire, fategli aprire queste attività. Sta là a centellinare, oggi sì, domani vedremo, e uno è là che prega se può aprire l'attività, tanto il muore di fame. C'è cose che incredibili, insomma, adesso si è capito che siamo una curva discendente, bene, non c'è da fare trionfalismo, no, faremo anche questo numero di morti però, conteremo quanti morti sono successi l'anno scorso e quest'anno, faremo questi numeri, perché speriamo che non sia tutto un bluff sta roba qua, ho capito ma sono stanco. I sindaci devono tornare a essere centrali perché hanno scaricato su di noi tutto, questi fanno ordinanze e scrivono nelle ordinanze che non è a costo dell'amministrazione, no, per forza se è a costo nostro, grazie, non costa l'amministrazione. Apriamo, chiudiamo, adesso sì, dopo no, 2 giorni, un giorno, come fa la gente a capire che qualcosa? Ci sono i bambini che non ce la fanno più a casa, bisogna aprire gli asili, no, forse vedremo, stiamo pensando di, e mica vado a sognare se vuole essere libero o no. Ma qual è il voto in Parlamento che è stata fatta sta roba qua? Qua c'è la Costituzione. No, adesso basta questa storia, vogliamo precise telefonate da parte del governo e della regione su certe robe. Vogliamo essere informati prima, no alle 3 verso i cimiteri. E cosa vado? Mi verso quei ciave? C'è già la gente davanti. È possibile una roba del genere? Vogliamo essere informati prima, non ai comunicati stampa. So qua che me leso le ordinanze, come che, cioè, è pronti era da ieri, ma non ho capito. C'è gente, il settore del vivaismo è stato distrutto, distrutto. Adesso le fiorerie possono aprire tutti i giorni, grazie, grazie.